Noi abbiamo fatto il nostro dovere. Se qualcuno ha come ipotesi che non abbiamo fatto il nostro dovere, siamo qui a rispondere. Ma figuriamoci. Dopodiché, guardate, noi siamo sempre a disposizione dell'autorità giudiziaria, ma ci mancherebbe. La linea che il presidente della regione ribadisce è quella della massima disponibilità e trasparenza. Lo ha fatto a ridosso delle polemiche per la trasmissione Report, lo ha ripetuto oggi a poche ore dalla notizia di un'inchiesta giudiziaria portata avanti peraltro già da alcune settimane dalla Procura della Repubblica di Padova. Il tema è sempre quello dell'affidabilità dei test rapidi per il tracciamento del Covid, inchiesta di cui non sono comunque stati informati né Zaia, che dice nello specifico di non aver ricevuto alcuna richiesta, né il direttore della Sanità Veneta Luciano Flor, anche lui presente a Marghera. Non so, non sapevo, non so e non sono coinvolto. L'inchiesta della Procura non so nulla. Del resto non vedo di cos'è che dovrei preoccuparmi. Questi sono i test che sono stati distribuiti anche dal governo, sono stati dati ai medici di medicina generale. In quel momento era l'unica alternativa al test molecolare. Proprio a Flor, finito nella bufera per il fuori onda Report, nel quale sembrava ammettere di aver nascosto un approfondimento clinico del professor Crisanti sull'efficacia dei test rapidi, Zaia ha confermato il suo sostegno. Primo, nessuno ha mai tolto la fiducia al dottor Flor. Più che chiarire, ha spiegato, nel senso che solo lui ha le documentazioni in mano e sa che interlocuzioni ha avuto. E penso che gli si debba riconoscere a rettitudine è il fatto che comunque una carta dopo l'altra, senza mettere in discussione la professionalità di nessuno, ma che passi l'idea che qua la gente muore e noi ce ne strafreghiamo di tutto, no. La partita non è solo giudiziaria ma anche politica, con il governatore pronto a riferire in Consiglio regionale come richiesto dalle opposizioni. Sul Consiglio ci vado e ho chiesto, so che non hanno gradito, ma sinceramente se l'obiettivo del Consiglio è la chiarezza la si fa come dico io, ci vado con i dirigenti che voglio che parlino. Mentre il clima sul fronte politico si fa incandescente, la buona notizia è che la campagna vaccinale ha ingranato la marcia, con il via oggi a 72.000 posti per gli over 60 fino al 19 maggio, ad aiutare la consegna straordinaria di oltre 300.000 dosi prevista per la prossima settimana, da qui l'appello. Cerchiamo, se abbiamo più di 60 anni, di prenotare non il 19 maggio, ma diamoci un obiettivo di farlo prima del 10 maggio. Trovate le agende aperte fino al 19, però se lo fate prima al 10 ci permettete di partire prima con i cinquantenni e di evitare sovrapposizioni.